Presidente, Consigliere sì, io mi dico di parlare senz'altro. Capisco che lei si può soffrire anche per una certa conduzione del Consiglio Comunale con un po' di disordine. Siamo qui dalle 9, che sono le 15, i consiglieri della maggioranza erano fuori e noi abbiamo garantito il mantenimento del decoro legale. Quindi capisco per cortesia non si sega per cortesia, consigliera Pollucci, per cortesia si sega e non me la viene a raccontare che non avete chiesto il numero legale, per cortesia. Guardi, io sono arrivata alle 9, lei è arrivata alle 10 meno 10, io sono qui dalle 9, anzi alle 9 meno un quarto, quindi non si preoccupi, si sega, si accomoda. Prego, faccia una mozione d'ordine, consigliere Grosso. Presidente, a me sembra che lei si sia innervosito oltre. No, io non mi sono innervosito, consigliere Grosso, abbia pazienza. Consigliere Grosso, abbia pazienza. Io le ho mandato la mozione d'ordine, lei non mi venga a dire che io mi sono offeso. Io ho chiesto 4 volte se c'era l'intervento. Voi non avete risposto per 4 volte e ho posto in votazione. Prego, tanto vediamo la Camera, poi posso chiedere al prefetto, al Presidente della Repubblica, a chi tiene. Prego. Fascista, quindi non Sì, si linea con il suo carattere. Bravissimo. La problematica è che questa questione della questione TARES, vi lo vorrei ricordare, Presidente, che è saltata perché la maggioranza ha fatto saltare il numero legale già una volta e ha fatto saltare il numero legale costringendoci a venire il 27 qua con un'azione grave del Consiglio Comunale. Ora lei che torna la parola di nuovo alla possibilità del dibattito, anche se non ha ragione, adesso ve lo chiedevo, ma è successo migliaia di volte che questo sia accaduto e lei non ha tenuto il suo comportamento perché ci vuole un minimo di responsabilità, ovviamente anche di sopportazione. Lei sa benissimo, io sono entrato 2 minuti fa, non mi ero reso conto che lei l'aveva chiesto. Quindi le chiedo. Quante volte l'ho chiesto? Non lo so, non l'ho sentito. Se avessi sentito l'avrei fatto, perché lo volevo avere per primo. Ora, io le chiederei, cortesemente, in quanto Presidente del Consiglio di tutto questo Consiglio Comunale, siccome di problemi ce ne sono già abbastanza, siccome di lotte e di battaglie formali ne sono state fatte anche troppe, siccome è comunque importante dibattere in questo Consiglio Comunale l'esigenza dei problemi della città, di togliersi il nervosismo che ha sopra. Ma io non sono nervoso. No, lei è un nervosismo. Allora, mi faccia finire? Sì. Quindi, Presidente, le chiedo formalmente, a nome di tutta la minoranza, di non tenere questo atteggiamento e di consentirci di parlare e di dibattere. Perché ha ragione, l'ha chiesto 4 volte, qualcuno se ne sarà accorto, qualcuno non se ne sarà accorto, io non me ne sono accorto. Se vuole le chiedo scusa per non essere d'accordo. Dopodiché le chiedo di formalmente. Scusa anche per il fascista, credo. Chi la scusa? Non faccia, considero se non faccia lo spiritoso. Le chiedo scusa per il fascismo. E dopodiché, se fa parlare del Consiglio Comunale, affrontiamo un dibattito sereno, in un dibattito che è importante per la città. Altrimenti andiamo a altri scontri, a altre battaglie. Faremo la che non ne frega niente. Però se non ne frega niente, poi dopo i risultati si vedono. Quindi chiederei di poter dibattere di questo Consiglio Comunale per la parola. Consigliere Grosso, ascolti. Io posso accogliere le sue scuse, quindi non mi venga a dire che sono nervoso io dopo un Consiglio Comunale abbia pazienza. Lei, proprio lei, ha urlato per 3 ore, mi viene a dire che io sono nervoso, no, non sono 5 minuti. Ho chiesto 4 volte se c'era un intervento. Se lei non se n'è accorto, considero che non mi faccia delle cose che non voglio dire, perché se qua dentro non si accorge di quelle che dice il Presidente del Consiglio, che gestisce il Consiglio Comunale, evidentemente. Ma spiegami cosa. Ma è bibita, consigliere Grosso. Guarda, qualcuno giustamente siamo qui dalle 9 di questa mattina, sono le 3, sì, non tutti, ecco, e io anche. Quindi io non sono nervoso, vorrei semplicemente che quando si chiede se ci sono interventi si rispondesse, non che si adottassero
Scusi consiglieri, lei è di lungo corso in questo consiglio come me, esattamente gli stessi anni. Quindi i giochini quando prima uno poi parla l'altro, a me non mi va che raccontate qualcun altro. Chiaro? Comunque, visto che siamo a Natale, sono di buon cuore. Però si rapprende l'ultima volta. Io la prossima volta, consigliere Grosso, non lo ripeto, chiedo chi vuole intervenire una volta sola. Quindi lei vuole intervenire? Prego. Presidente, se ci guardiamo tutti quanti il regolamento, noi non l'avremo più. Quindi di buon cuore per lei e non siamo noi. Lei che è di lungo corso sa benissimo cosa le voglio dire. Quindi vedo che ride, quindi poi il teatrino lo facciamo tutti, saremo di buon cuore anche noi. Allora, affrontiamo il problema TARES. Il problema TARES, il sottoscritto col suo gruppo l'ha affrontato credo molto responsabilmente, nel senso che quando l'amministrazione comunale ha fatto uscire le cartelle datoriali che saranno raggiunti tutti i cittadini di questa città, accadendo tutto quello che è accaduto di caos globale complessivo, il bene comune non è uscito sui giornali. Il bene comune non ha cavalcato la tigre della confusione e della rabbia che girava in città. Il bene comune, parlo di bene comune, il bene comune è stato ad ascoltare, ha aspettato, ha voluto verificare prima quali erano le considerazioni dell'assessoriato